Oggi 13 luglio 2013, dopo diciamo 5 anni dall'annuncio, ma in realtà dopo circa 3 anni dall'inizio dei lavori, la piscina parte. È un'opera che ha scatenato un dibattito molto forte, ci sono state forti opposizioni. La mia amministrazione, o meglio chi è rimasto dell'amministrazione attuale, di fatto in precedenza era l'opposizione e ha avversato quest'opera perché si riteneva che i tempi non fossero certamente i migliori per poter dar corso ad un investimento così importante. Si è deciso ugualmente poi di procedere alla costruzione, evidentemente oggi ad opera compiuta noi non possiamo che augurarci che questa opera possa essere gestita nel migliore dei modi e possa garantire il miglior possibile servizio a tutta la popolazione di Castel Goffredo. È sicuramente un impianto all'avanguardia, quindi questo certamente è motivo di vanto per la città di Castel Goffredo. Il nostro augurio è che possa riscuotere successo in termini di pubblico, ci auguriamo che questo possa anche attrarre un po' di utenza dai paesi limitrofi perché merita sicuramente di essere vista, merita di essere provata. L'impianto parte oggi e per i primi 40 giorni fino a fine agosto funzionerà solamente la vasca estiva. E da invece metà settembre in poi partiranno i corsi che andranno da metà settembre a fine maggio 2014. Lì ci saranno corsi di tutti i tipi, da corsi baby, bimbi che hanno almeno 4 mesi, ai corsi over, quindi anziani, sia di nuoto che di ginnastica in acqua. L'impianto anche durante il periodo invernale avrà sempre due corsie durante tutto il giorno disponibili per fare nuoto libero. Piscine Castiglione è onorata di aver realizzato un impianto di casa, così vicino a casa propria. Piscine Castiglione IT Europe è una società che realizza 2000 piscine in un anno, di cui circa 500 pubbliche, quindi come questi impianti natatori o piscine a servizio di campeggi, hotels, palestre, fitness. Nella piscina di casa ovviamente abbiamo messo tutto quanto era di meglio disponibile sul mercato, quindi troviamo 3 tipologie di piscine. Abbiamo una 25 metri da competizione con le 2 testate amovibili con i nuovi blocchi di partenza Mirta Track Start. Poi abbiamo un innovativo sistema di allenamento sul fondo della vasca, il Virtual Trainer, che è un sistema di illuminazione a LED che è in grado di ripercorrere le fasi di allenamento di ogni atleta e ogni atleta può seguire l'illuminazione a LED sul fondo della vasca come una lepre. Poi abbiamo un'altra piscina che invece è una piscina da addestramento al nuoto, dove all'interno abbiamo inserito degli accessori per la fisioterapia e infine quest'ultima vasca esterna polifunzionale di circa 350 metri quadri, accessoriata con dei lettini idromassaggio, delle fontane cervicali, delle isole foam, giochi per bambini, insomma vedo che si stanno divertendo, quindi credo che il nostro intento sia stato raggiunto.